Questo è il camino che si vede giù dove portavano su le armi sullo spiazzo qui dove c'erano le armi, i cannoni, insomma. Ecco qua. Qua tiravano su le munizioni, i proiettili e poi li portavano qui dove c'erano appunto le armi. Ok. Se volete andare a fare una visuale anche voi lì. E adesso scendiamo e vediamo cosa decidere, se andiamo da qualche altra parte o ritorniamo a casa. Vediamo come ci sentiamo quando siamo arrivati giù. Esatto. Adesso vedremo. Comunque ringraziamo veramente di cuore per questa accoglienza, perché comunque siamo entrati in casa loro. Certo, siamo entrate qui a casa loro e ringraziamo perché ci hanno accolto, e devo dire che qui ci hanno accolto bene. Sono stati proprio carini, hanno fatto quello che abbiamo chiesto con il fumo dell'incenso. E abbiamo avuto lì un gran riscontro, secondo me. Secondo me sì, poi vedremo, analizzeremo tutto. Certo. Poverino, è quasi in mezzo al bruciafiamme. Lo uso tanto. Si vede. C'ho il cappuccio che... Hai freddo? No, ti ho detto, c'ho la termica sotto. Non ho freddo, anzi il giubbino aperto. Adesso scendiamo dalla collina dei combattimenti. Qua c'è sempre questo panorama che è stupendo. Non mi stanco mai di riprenderlo col tagliamento, le montagne innevate, i paesini sotto. Ok, chiudiamo che scendiamo. Siamo ritornate nella piccola casetta che c'è all'inizio del sentiero che porta ai bunker. Abbiamo sentito delle energie dissonanti quando siamo state prima e adesso siamo tornate dopo che abbiamo fatto i bunker per vedere. Però io mi dico, scusate, mi passo davanti, ma è per vedere meglio il fumo. C'è qualcuno qui? Hai detto no, ma io ti ho sentito. Mi puoi dire cosa succedeva in questa casetta? Come niente? Qualcosa succedeva perché noi lo sentiamo. Da qua si riesce a vederlo abbastanza, avvicinati di più. Prendo una visuale così. Ok, fai vedere cosa stiamo facendo. Mi dici come ti chiami? Ragazzi, c'è un volto sulla pietra. In questa posizione, questa è paledolia, cioè, no? Mi sbaglio sempre. Pareidolia. Guarda il volto, i due occhi, la bocca, la vedi questo viso? Vicino Gli occhi sono sul rosso. No, sono due occhi qua, il naso, la bocca, vicino la vedi questo viso? Ma Dio, non lo vedo io. Adesso vediamo. Guardalo, quando non ci va il fumo, non stai riprendendo, devi metterti dove sono io. Vedi il viso? Io sto guardando i due occhi, la bocca però e la pietra. Madonna, non riesco a vederlo io. E la pietra praticamente. La forma della pietra, tutto lì.
Datevi forma dentro nel fumo dell'incenso, prendete forma lì, fateci vedere come siete, chi siete. E se volete toccate quello strumento con la lucetta verde che è appoggiato al muro, non vi fa male, è solo per vedere se siete forti, ci fate vedere se siete forti. Grazie! Sì? Riaccendi di nuovo? Adesso chi si è spenta? Riaccendilo di nuovo, toccalo di nuovo, dai, faccelo vedere. Dai, l'hai acceso una volta, torna a rifarlo. Grazie! Molto gentile. Siete gentilissimi, ma veramente bravi. Lo usiamo come sì o no? No, vuol dire, lo usiamo come sì? Allora, se sì lo fate accendere, se no lo lasciate com'è. Vi piace come idea? Sì. Grazie. Grazie. Allora, voi lavoravate qua, abitavate qua, accendetelo se abitavate qua. Ok, quindi questa era la vostra casa. Accendete se è la vostra casa. Allora la occupavate. Accendila se l'avete occupata ma non era vostra. Sì, sì. Ok. Eravate qui durante la guerra? No? Prima della guerra? Dopo la guerra? Vogliono più rispondere. Volete che andiamo via? Accendete se volete che andiamo via. No? Va bene, allora restiamo qua. Accendete se volete che restiamo qua. Toccate quella lucetta verde lì. Cosa mi è successo con le famiglie? È saltato tutto. Spegni, no? Spegni e riaccendi. Sai, è saltato tutto. Non può darsi che siano le energie. Siete stati voi che avete manomesso il cellulare di Isabella? Sì o no? Accendete per il sì? Sì. Ah, grazie, grazie. Perché? Perché? State dando le prove che ci siete. Mi potreste toccare, per favore? Madonna, gigotta. Oh, devi non venire. Sulla mano. Mamma mia, sono arrivati. Toccate la mano di Isotta. Ah. Guarda, guarda. Siete stati voi, vero? Sono arrivati tanti brividi in un attimo. Ci dite come vi chiamate? E chi siete? No, 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 fermo. Voi riprendete che io cambio batteria. Toccando ancora adesso? Qui là, ci sono le due. Questo?
Stai toccando? Guarda, come lo riprendiamo quando... Guarda che sto continuando a suonare. Ma Sì, sei ha calda segnato... però, non sei fredda. Freddo. Sento caldo. Riesci a vederlo con la termocamera? Mi ha fatto brividi freddi. Guarda, guarda, guarda. Ha fatto brividi freddi, infatti segnava arrivato proprio di freddo un po'. Ti va di parlare con noi? Ti dici come ti chiami per cortesia? Scusa, adesso non... Io mi chiamo Lina, piacere. Ascolta, ma tu hai fatto la guerra qua? Sei morto in questa casa? Sì. Ci dici come? Ma stai prendendo energia dalla cassa? Ti piace l'incenso? Ti salutiamo? Cosa dici? Se vuoi che noi andiamo via, accendi la lucetta verde lì. Tocca la lucetta verde. Vuoi che andiamo via? Sì. Ok, allora ti salutiamo perché noi non ci imponiamo se non volete. Grazie di tutto. Grazie. Grazie. Grazie per Grazie averci accolte nella tua casa. Facci un ultimo saluto suonando, accendendo la lucetta verde, dai, facci un ultimo saluto. Fallo accendere così noi andiamo via tranquille, ok? Lo accendi? Dai, dai dacci un ultimo saluto accendendo il K2. Non ci vuoi più salutare? E vabbè, ok, non importa. Mettiamo via. Ok. Ragazzi, questa collina è stata veramente interessante. Chiudi, fai come vuoi. Io sinceramente i riscontri li ho avuti. Tu hai qualcosa da dire, Isabella? Se mi ha toccato io penso, non lo so. È In stato complesso? bello. È stato bello. Perfetto. Tu? Nel complesso direi che le percezioni ci sono state, sensazioni fortissime, questo sì, per cui sono contenta di questa uscita assieme a voi, che ci ha dato l'opportunità appunto di fare questa nuova esperienza e grazie. Ok. Ragazzi, adesso non so se continueremo ancora, andiamo a casa, qui sulla collina della guerra. Diciamo che abbiamo finito, adesso vediamo se andiamo a casa o approfittiamo per vedere qualcos'altro, in caso mai ci sentiamo dopo. A dopo. Scusate, è vero, dimenticavo, un saluto per il un canale. saluto per il canale di Isotta Rap che ci controllerà i nostri video per vedere cosa ci è sfuggito, perché lei ha un occhio da lince Clinico. su queste cose, più metterà le cose che ha postato lei, che ha Certo. registrato lei, e un canale, un saluto Esoteric Whisper of Gaia assieme a Lina.
e a Eddie, esploratori dell'incredibile. Ciao. A dopo. Ragazzi, Salve. grazie, ciao anime belle. Ciao.